90 giorni di tempo, come da prassi, per depositare i risultati completi dell'autopsia eseguita sul corpicino di Azzurra Breda. 12 anni, la piccola è morta il 31 dicembre scorso in un letto della terapia intensiva pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova, dove era arrivata per la seconda volta in pochi giorni, accompagnata dal padre per i gravi sintomi causati da una sindrome influenzale. Una morte che ha gettato nello sconforto una famiglia e tutta la comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco e su cui i genitori hanno chiesto di far piena luce presentando una denuncia ai carabinieri. Da qui il fascicolo aperto dalla Procura di Padova che vede indagate 3 dottoresse con l'accusa di cooperazione in omicidio colposo. Si tratta della pediatra di famiglia, di una specializzanda di 33 anni e di una pediatra strutturata dell'azienda ospedaliera presenti all'esame autoptico attraverso consulenti di parte nominati anche dalla famiglia di Azzurra accanto ai 2 medici incaricati dalla procura. La domanda a cui gli esperti dovranno rispondere è quale patologia possa avere causato una morte così rapida. Tutti nella famiglia di Azzurra avevano avuto l'influenza a fine anno, i genitori e anche la sorellina più piccola. Il 29 dicembre, dopo un consulto telefonico con la pediatra, il papà e Azzurra si rivolgono al pronto soccorso. La dodicenne viene visitata e dimessa. Il 30 dicembre, dopo un altro consulto telefonico con la pediatra, Azzurra torna al pronto soccorso e viene ricoverata e poco dopo trasferita in terapia intensiva, dove muore la mattina del giorno dopo. Eseguita l'autopsia, si attende adesso la restituzione del corpo alla famiglia.